La prima associazione territoriale, da cui inizia il radicamento in tutto il paese. Noi ci proponiamo di affrontare temi di interesse comune per dare un contributo alla classe dirigente, al mondo della politica. I giovani e le imprese ci sembra un binomio giusto, visto che vogliamo parlare di futuro. Ok, per i giovani e le imprese ci sono già delle idee per poter incentivare un po' anche l'occupazione giovanile? Il problema della disoccupazione giovanile è un problema enorme, i dati ormai raggiungono quasi il 30%. Questo crea incertezza loro nella costruzione di un'esistenza. Dai giovani e sui giovani bisogna puntare, perché sono la classe dirigente del domani, le imprese sono il motore di sviluppo, per cui io credo che farli dialogare e incentivare le imprese a crescere, coinvolgendo i ragazzi che sono pieni di talento, di creatività, di energia, sia la cosa migliore per far crescere l'intero sistema. Perfetto, grazie mille.